Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Forse ho sbagliato a parlarti di me, scusami che disastro. Quello che provo per te sembra avorio ma invece è alabastro. Ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco a stare qui con te. Quel sorriso ormai fuoco amico scheggia impazzita adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri? Poco prima che mi chiami sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare via. Senza di te nei locali la notte io non mi diverto. A casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto. Tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Quel sorriso ormai fuoco amico scheggia impazziti adesso che vuoi. Guarda il cielo, portami indietro, i mostri nel vetro, sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri? Poco prima che mi chiami sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare via. E quanto mi odio quando tu mi fai sentire come un'idea che puoi bruciare. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. E anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte, vorrei fosse eterna. Ma stasera corri forte, ti vedo appena, e per raggiungerti, per non lasciarti andare via. Andare via. Andare via. No, e poi ancora no, e così non va bene. E così non si può. No, non mi piace. No, non è possibile una cosa del genere. No. Non è possibile, no, non è possibile. Mi dispiace Alessandro Merenda, mi dispiace, ma così non va bene. Canti troppo bene! No, canti troppo bene! Tant'è che l'altra volta che sei venuto ospite, Ok. hai cantato così bene, Sì. che sono arrivati non uno, non due, ma più messaggi che ho scritto che eri in playback. Ti rendi conto? In playback! No. Che a me fai questa cosa. Non Anche posso a me dirla no, quella. questa cosa non si può dire. Proprio Oh. tutto si può dire tranne che siamo in playback. Qua è tutta musica dal vivo, fatta Bravo. dal vivo. Fammi un piacere. Questa sera stona. Ah, ok, Questa allora sera prendi delle mucche enormi, portale qui.
No, perché? Ma davvero non sto scherzando. Sono arrivati dei messaggi che ho scritto: ragazzi, per favore, smettetela di cantare in playback. Ed è una cosa che Casa Peiretti, vieni che andiamo qua. Ecco, anzi, tu vai giù un attimo. Okay. Ecco, facciamo la trasmissione così, che mi sento decisamente molto più a mio agio, eh? Oh, ma come sei piccolino. Buonasera amici a casa e benvenuti in Casa Peiretti. Buon Ciao giovedì. a tutti. Grazie di essere qui, Alessandro. Grazie a te. Pronti per cavalcare la grande musica di Mengoni? Abbiamo ascoltato il primo brano, Ma stasera, e adesso entriamo subito in un'altra atmosfera. Questo Mi fiderò. Mi fiderò, sì. Mi fiderò. Quanto è bello dire a una persona mi fiderò. È bellissimo, Oh. infatti il messaggio che passa è proprio quello. E non è facile nella vita, perché non è- la fiducia non è poi mica da tutti, No, assolutamente. Siamo in diretta 348 80 40 254 e io mi fido dei miei amici a casa. Questa sera voglio che ci riempiate di messaggi, proprio ne voglio leggere tantissimi. Come fare? Proprio il numero lo vedete scritto qui 348 80 40 254. Mi fiderò. Differenza sottile tra il fare e il dire, sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee e camminato 1000 strade per non farmi scoprire. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, la mia vita mi sorprende, mi riempie di domande, ma tu non hai risposte e sorridi al momento giusto da farmi incazzare, poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. In una casa vuota, la tua lontananza che riempie un po' con tutto e non è mai abbastanza. Noi ci nascondiamo tra le vie del tempo, che nessuno sappia mai cosa abbiamo dentro. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, i tuoi assoluti imperativi e le mie solite domande, ma tu non hai risposte e sorridi al momento giusto da farmi incazzare, poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Io mi fiderò senza temere niente. Io mi fiderò. Mi fiderò perché mi tieni al sicuro in un giorno qualunque, un'ora prima del buio. Mi fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Io mi fiderò senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Mi fiderò. Grazie, ma che ci stai regalando per adesso. I primi 12 minuti sono stati uno spasso. Fantastico. Però non hai ancora stonato. Quindi No. nella prossima proprio prendi una di quelle
E lo faccio apposta. Lo fai poi ti fermi. No, non lo fa perché No, so comunque... che sei un professionista e queste cose. Assolutamente, e proprio per quello che stai dicendo ci tengo proprio a dire a tutti gli amici a casa, a tutti quelli che ci ascoltano, che Casa Peiretti è esclusivamente dal vivo. Ah, certo, quello proprio tassativo. Quindi il Peiretti si canta dal vivo, quindi anche qualora ci fosse un errore è umano, perché siamo umani fondamentalmente. Siamo umani, lui non lo è tanto, è arrivato anche il gatto. Allora, cambia un uomo. Adesso il prossimo brano è Cambia un uomo e tu però resta qui. Guarda, io ti metto qui seduto e così ti godi anche tu lo spettacolo. Resta lì blasone, non ti muovere per cortesia. Che non costa niente, non ti costa niente. Okay. Prossimo brano, andiamo. Voglio sentirti cantare tanto questa sera perché sei straordinario. Cambia un uomo, eccola qui. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare, perché di cause perse, lo sa, sono un campione. Se questo nostro amore avesse già un finale, probabilmente adesso bestemmierei il tuo nome. Ma se tutte le paure che nel mondo fanno male scivolassero davvero dalle mie spalle altrove, fosse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Sono soltanto specchi, non siamo così vecchi, colpa dei miei difetti che han sbiadito i tuoi riflessi. Ma tu ancora, mentre volo tu sbadigli, ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli. Vedi, potremmo essere questi, però invece ancora scherzi. Fosse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Fosse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei, perché solo nel frastuono cambia un uomo. Mi chiedi adesso ad essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Mi chiedi adesso ad essere sincero, io sono questo e non ne vado fiero. Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. Fosse l'ultima notte che abbiamo, sai, io con tutte le altre la cambierei, perché solo nel perdono cambia un uomo. Fosse l'ultima frase che canto, sai, a strapparmi la gola non soffrirei, perché solo nel frastuono cambia un uomo.
Parliamo un po' invece di questa tua musica, di questa tua cover band di Mengoni. Andiamo anche a vedere il profilo Facebook, in modo che i nostri amici che si erano persi l'altra puntata male, adesso possono andare a chiedere l'amicizia, così sulla pagina ci sono tutte le tue date, parliamo anche di date però. Sì, parliamo anche di date, quindi posso dire questa sera, come avevo detto, super novità. Quindi in esclusiva per Casa Peretti, noi siamo i primi a dirlo in giro che sabato 3 settembre saremo al Festival Onde Sonore. Questo è un altro. Questo è un'altra cosa, regia. Andiamo proprio solo su ne parliamo dopo dell'altro progetto, sì, tanto bello come questo, ma ne parliamo dopo. Però al 3 settembre dicevi allora, che 3 settembre Onde Sonore, quindi a Beinasco. Saremo presenti sabato 3 settembre con Solo Mengoni Tribute Band, lo spettacolo. Wow. Quindi dal vivo, all'aperto, una con bellissima manifestazione con tutta la band, sì. Vogliamo fare un saluto a tutti i componenti della band? Assolutamente, dai. Tra l'altro partendo la mia band da Emanuel Victor, che ha appena vinto Tra la strada al palco con NEC, quindi ecco, no, regia, vieni un attimo in onda perché di questa cosa ne voglio parlare un attimo, perché cioè ragazzi, il tuo chitarrista, cioè sì, il chitarrista della band, esatto, della band, non è il mio personale, ci mancherebbe, della band, ha appena vinto Dalla strada al palco, sì. Tra tutti il numero 1 degli artisti di strada praticamente d'Italia. Quindi, con la chitarra, mi dicevi. Con la prima. chitarra. Programma di NEC, salutiamo NEC perché NEC ci guarda tutte le sere. Quindi ciao NEC, ciao Filippo. No, non è vero, però mi piace dirlo ogni volta che nomino un personaggio famoso che ci guardi tutte le sere. Però ha vinto, cioè è arrivato primo. Primissimo. Hai su capito, tutti. Che bella soddisfazione, lui. quindi è lui. Poi saluto Gianfranco Spera alle tastiere, che conosci anche tu. Certo, il nostro Gianfranco, ciao. Quindi saluto anche tutti i Puri Generation. Esatto, salutiamo anche loro. E saluto Elvis Delia, il mio batterista. È facile, No, anche perché adesso sono aumentati, quindi non puoi dimenticare nessuno. Vabbè. Poi al basso c'è Carmine Della Valle, Super Carmine, quindi li saluto tutti quanti, e le mie coriste, Amy e Giusy. E nulla. Insomma, andate a vedere questa cover band, a sentire questa cover band, perché sono straordinari, sono spettacolari. Grazie. E vi aspetto il 3 settembre a Beinasco. Lo posso dire oggi ufficialmente. Okay. E adesso, però, regia, abbiamo qualche immagine era del proprio lui. Andiamolo a vedere. L'ho riconosciuto da come si mette, da come è posato. La regia mi ha mandato un piccolo flash, lo vediamo, eccolo lì, proprio lui. Eccolo qua, proprio lui. Dalla strada al palco, proprio dalla strada a strada, quindi artista di strada. Lui è proprio il super Emanuel Victor. Wow, fantastico. Complimenti Manuel, complimenti. Senti, come lancerebbe la pubblicità Mengoni? Adesso, sono le 20:20, è il momento della pubblicità. Okay. Guarda, ti faccio anche un do. Perché mi viene in mente Baglioni. Sì. Vai. E adesso la pubblicità. Va bene uguale, vai. E adesso la pubblicità. Eccola qua. 3 minuti e torniamo, Gran puntata di Casa Peretti. Bentornati amici a casa, siamo in diretta in questo secondo tempo. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, ma dillo tu, perché sennò sembra sempre io che... No, è che mi stanno arrivando dei messaggi sul cellulare, invece mandateli a questo numero, così li possiamo vedere, li pubblicheranno quelli dalla regia. Il terzo tempo andiamo a leggerli tutti. Li leggiamo tutti quanti, quindi scrivete tutti quanti, amici da casa e anche i non amici, quelli che mi conoscono adesso per la prima volta. Scrivete al numero che vedete in sovraimpressione, 348 80 40 254. WhatsApp va benissimo. WhatsApp. Anche chi anche per chiedere a lui delle cose non inerenti alla trasmissione, magari c'è qualcuno che ti deve mandare a fare spesa dopo, allora la lista della spesa mandatela comunque al 348, poi lui va lo stesso, però almeno la leggiamo. Però vado dopo, quando finisco. Senti, ho una domanda da farti. Vai. Perché è curiosa questa cosa. Tra i tanti successi di Mengoni, no? Quando voi siete lì in una stanzina, in una riunione, e dovete fare una scaletta, ci sono dei brani che purtroppo restano chiusi dentro il pianoforte. E poi ci sono dei brani che sei obbligato a fare. Chi decide questa? Decido sempre io. Decidi tu? Sì. E mi dicevi che c'è un brano in particolare che
è come, non lo so, Tanta voglia di lei per i Pooh, Io vagabondo per i nomadi, per voi c'è? Sì, ce n'è più di uno in realtà, però nell'ultimo frangente un brano che è tra i più richiesti, che in assoluto non può mancare nella scaletta, sia per me che per la gente. Certo, altrimenti poi te la richiedono, devi fare i bis, eccetera. E Proteggiti da me, che è il brano che andiamo ad ascoltare in questo momento. Non amo tanto i complimenti, un po' me li meriterei, per averti preso in giro, anche solo immaginando occhi che non sono i tuoi. E allora che io sia dannato, sia cancellato il nome mio, e si scateni la tempesta, bagni la mia faccia tosta, mi colpisca in pieno un fulmine. Che se solo l'avessi capito che era tutto sbagliato, che era solo l'ennesimo impatto fra la pioggia ed il fuoco. Maledetta la mia gelosia che mi sfugge di mano, perché ammetto che alla tua partenza preferisco la tua indifferenza. Con me mi sento adesso, direi più o meno uguale a quello che nonostante il brutto viaggio ha rinnovato il suo coraggio e dalla paura un nuovo limite. Però adesso prendimi le mani, prendimi le mani, prendimi le mani, adesso ascoltami, perché non tutto è andato perso, non tutto il bene è andato perso, di alternative un universo. Che se solo l'avessi capito che era tutto sbagliato, che era solo l'ennesimo impatto fra la pioggia ed il fuoco. Maledetta la mia gelosia che mi sfugge di mano, perché ammetto che alla tua partenza io preferisco la tua indifferenza. Proteggiti da me, se sai come fare. Proteggiti da me, da me, da me, da me, se sai come fare. Proteggiti da me, se sai come fare. Proteggiti da me, da me, da me, se sai come fare. Che se solo l'avessi capito che era tutto sbagliato, che era solo l'ennesimo impatto fra la pioggia ed il fuoco. Maledetta la mia gelosia che mi sfugge di mano, perché ammetto che alla tua partenza io preferisco la tua indifferenza. Proteggiti da me, se sai come fare. Spegnerò così la luce, te ne andrai così veloce per proteggerti da me. Che voce, ragazzi, che voce. Ma a parte, ok, sei un personaggio, sei simpatico, poi averti qui accanto è una meraviglia, però grazie. Che acuto, cioè io non so se nelle vostre TV, secondo me qualche bicchiere di Si è cristallo rotto. adesso ci tocca pure pagarla, Mi tocca pure i pagare cristalli i bicchieri. della signora Maria lì che aveva apparecchiato per suo marito, pam pam, adesso
Siamo assicurati, signora, non si preoccupi. Paga tutto Fabrizio in regia, tanto è abituato. Fabrizio, so che stanno arrivando dei messaggi, però voglio andarli a leggere tutti nel terzo tempo, perché adesso arriva un altro brano stupendo di Mengoni, Luce. Ma Luce. prima di andarlo a cantare, lasciamo un attimo il mondo Mengoni lì, perché voglio andare a parlare dell'altro tuo progetto, la Royal Party Band. Yeah, The Royal Party. Wow, andiamo a vedere anche qui il Facebook della Royal Party Band. Cos'è Sì. che è? Cos'è che è? È una party band, facciamo musica dance 80, 90, 2000, è uno show, è uno spettacolo di 2 ore fischia a tutti gli effetti con un piccolo medley italiano e la musica straniera praticamente dance degli 80, 90, 2000 più gettonata. E eccoli qua. Hai capito? Siamo il Royal Party, eccoci Tutti sulle qua. mani. Esatto, sempre le mani su e le braccia aperte. Bello. Tanta grinta, tanta energia, tanta Sì, voglia di far divertire assolutamente le piazze. sì. E quindi sabato sera vi aspettiamo a Bianzè. Sabato sera, dov'è che è Bianzè? Bianzè nel Vercellese. Nel Vercellese, quindi- salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da Bianzè. Eccoli, 3007 Bianzè, molto Quindi bene. sabato sera siamo lì con il Royal Party per uno spettacolo assolutamente top, con cambi di scena, cambi d'abito. E ti garantisco che prima o poi, io conosco abbastanza il presidente a Proloco di Luserna, prima o poi non ti preoccupare che a Luserna con la Royal Party Band e anche con la Tribute Mengoni Organizziamo. di sicuro. E io proprio, guarda, di sarò sicuro. felicissimo di poterci essere. E adesso Luce, eccola qui. Luce. E io faccio buio però, qua. Difendimi dai lunghi inverni, da tutti i dubbi che non ho, dal mondo che mi aspetta fuori, dalle mie incertezze, dai miei stessi errori che puntualmente rifarò. Difendimi dai miei pensieri che tornano ogni volta qui, da quell'idea superficiale che da un lato è il bene e l'altro lato è il male, e in fondo non è mai così. E insegnami a fluire come le onde che si infrangono continuamente in fondo al dolce niente. Ed anche quando sembro in grado di scalare il mondo, almeno tu difendi le mie insicurezze. Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima, anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Tutto cambia invece, tu illumini sopra ogni nuvola, che il sole esiste, che in fondo ha una lacrima, e non farmi male, male, mai, non farmi male, male, mai. Difendimi da spettri ed ombre, le solite malinconie, dal solito cinismo stanco che di punto in bianco rende anche i miei sogni soltanto comode bugie. E quando mi rassegnerò e ritornerà una notte madre di incertezze ed orfana di stelle, tu insegnami a brillare come sa brillare il sole che ogni sera scende ma risorge sempre. Tu sei la mia luce e splendi sempre dentro l'anima, anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Tutto cambia invece, tu illumini sopra ogni nuvola, che il sole esiste, che in fondo ha una lacrima, e non farmi male, male, mai, non farmi male, male, mai. Tu
me sei luce, proteggi questo cuore fragile anche in questa notte, questa lunga notte senza fine. Rendimi felice, illumina di sole l'anima quando nel buio scivola una lacrima, e non farmi male, non farmi male mai, non farmi male mai, non farmi male mai, mai. Luce 20:36, 36 minuti di grande musica. Grazie. Sono curioso di venire a vedere questi due tuoi progetti. Yeah. 348 80 40 254 invece è il numero per i vostri messaggi. Sono anche curioso di andare a capire, andare a leggere cosa hanno scritto i nostri amici a casa, ma prima dovrei essere abbastanza pronto per correre. Sì. Sì, pronto. Io tra i due direi che sei più pronto Sono tu. più pronto io a correre. A correre. Sì, no, ma qualsiasi cosa secondo me sei più pronto tu. Però andiamo a cantare questo brano di Mengoni. Pronto a correre, una dietro l'altra stasera, ma che bello. Sparire tra la folla, te ne andrai. Mi sono pronto delle scuse e sono stanco dei tuoi guai. Hai detto che non vuoi più camminare accanto a me, accanto a me. Ora questa casa mi sembra più grande, illumino ogni angolo, dipingo a noia, rivesto la stanza di quel che d'ora in poi sarò. Non mi fermerai né adesso né mai, perché per troppe volte ho scelto te, non sono immobile. Grazie per avermi fatto male, io non lo dimenticherò. Grazie, io riparto solo contro vento, ricomincerò. Giro nel centro, io faccio la spesa e non mi sento fragile. 100 grammi di sole, non serve l'amore se poi diventa cenere. Non mi prenderai né adesso né mai, perché per troppo tempo ho scelto te, dimenticando me. Grazie per avermi fatto male, non lo dimenticherò. Grazie, io riparto solo contro vento, ricomincerò.
Allora, prima abbiamo fatto con Baglioni, abbiamo lanciato pubblicità alla Baglioni. Adesso lanciamola come la lanceresti con tutta la Royal Party Band. Vai. Lo spirito della Royal Party Band per la pubblicità. Lo spirito della Royal Party Vedi? Band Si salta. Saltare. No. Lo spirito è saltare, Già, braccia aperte, le mani su. Aspetta. Saltare, braccia aperte, le mani su mani su e la pubblicità. Se lo so, batti, noi li vogliamo. Stavo chiacchierando qui col mio amico Alessandro su come poter andare a rivedere la puntata, quindi o alle 23:30 sempre sul canale 13, oppure 420 sul satellite, 825 su Sky, oppure aspettate l'una di questa notte e ci sarà su YouTube. Quindi se vuoi rivederti stasera, assolutamente, tutte le stecche che hai preso, ma una ne volevo, una non l'ha presa, non ce la fa, è più forte, non ce la fa, non ce la fa. Quindi comunque grazie di essere qui e grazie a tutti voi per ciò che sto per andare a leggere tutti i vostri messaggi. Vai Fabrizio in regia. Quattro ore prima della diretta sotto la pioggia. Ecco, oggi ti racconto, sono andato a fare un giro sul quad. La giornata era bellissima. Siamo andati, io e il mio amore, in punta alla montagna qua. A un certo punto, proprio quando arriviamo in cima, il diluvio universale. Siamo andati, ti giuro, siamo andati dentro un ristorantino e ci ha dato 2 sacchi grandi della pattumiera, hai presente? Sì. E ci siamo infilati dentro e col nostro quad siamo riusciti a tornare a casa. Un bacio. Ciao Eleonora, grazie. Casa Peretti intanto auguro a te Enrico, a tutta la troupe buone vacanze. Voglio sfidare Amedeo con questa canzone. Patrizio, il cantante e il campione. Grazie amiconi, lo dice Leonardo da Torino. Grazie Leonardo, grazie. Girerò il messaggio ad Amedeo se non ci sta guardando, difficile, però a settembre la proporremmo. Auguro a tutti voi, buone vacanze. Grazie Silvia, grazie. Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie mille per il pensiero. Valentina, ma non posso portarti dal cinese? Ah, questo è perché ieri c'era stata una richiesta, no? Se c'era Michela che chiedeva a Gianni o Gianni e Michela se la sera potevano andare a fare cena dal cinese. Quindi andiamo a leggere. Valentina voleva andare però, ma non posso portarti al cinese con me se non vado con mia moglie, non vado con... Bravo Gianni, l'amo troppo alla mia Michela. Ciao, che bello, grazie lo stesso. Gianni da Torino, ciao Gianni, bravo, continua così, sì, sempre fedele, soprattutto dal cinese, perché è pericoloso andare dal cinese. Guardando e ascoltando Casa Peretti si passano minuti luminosi. Siete sempre più bravi e fantastici. Tanti baci scintillanti. Grazie Dani, grazie. Grazie. Leggine uno tu, Massimo. Bello stare con voi. Da quando vi ho scoperto vi seguo tutte le sere. Complimenti all'ospite cantante di questa sera, Tony di Cairo Montenotti. Sei tu l'ospite. Sono io. Sei tu. Grazie Tony. Ciao Tony. Ma che hai letto talmente bene quello di prima, leggi anche questo. Poche ore, caro Enrico, e poi anche per te le meritate vacanze. Un abbraccio da Alfonsina e Germano. Ricordo che c'è ancora tutta la puntata di domani con Luciano e Alessia, la chitarra rossa del Bianchini. Ciao ragazzi, buona serata e bravo Alessandro. Un saluto da Marco di Ferriera. Grazie Marco. Buonasera ragazzi, ciao Enrico, perché no? Ogni tanto fare un brano un po' insolito tipo Che fico di Pippo Franco o sarà così di Francesco Nuti. L'ho fatta! No ma ascolta, l'ho fatta Che fico di Pippo Franco un annetto fa, perché era la canzone che preferita di Fabrizio in regia. Lui ce l'ha come suoneria del cellulare e allora l'ho fatta, ma la faccio magari anche domani sera. Che fico, vai. Ciao Casa Peretti, come tutte le sere portate una ventata di allegria e buona musica. Michela da Torino, ciao Michela. Ciao Miki, grazie. Ma stasera non ci sono le parole delle canzoni. Ciao da Full, siete bravissimi, no? Perché sta usando le sue basi, quindi alcune ci sono, alcune no, quindi... Che te devo dire? Non ci sono. E bravo Alessandro Merenda, un saluto a tutti voi. Bene le canzoni di Mengoni, confermo che è dal vivo. Già, è stata a vedere Casa Peretti un po' di mesi fa, la nostra Carla. Ciao Carla, grazie. Ciao Carla, grazie. Caro Enrico, c'è la Betta che è attaccata al televisore. Ciao Tino. Ciao Tino, grazie. Betta, staccati un po' perché poi...
Fa male, vedi che prendi a scossa per colpa qui del Merenda. Complimenti Alessandro, bellissima voce, buona fortuna. Grazie mille, chiunque tu sia, grazie. Buonasera, sono Michela. Mi potete cantare Il tuo mondo? Grazie, buona serata. La mettiamo in programma domani sera. Questa sera soltanto musica del grande Mengoni. Siete davvero bravi. Casa Peretti si canta dal vivo. Lo dice Elena. Ciao Elena, grazie. Ciao Elena, grazie. Splendida trasmissione, un saluto da Anna di Torre. Ciao Anna. Grazie Anna, Grazie e salutiamo mille. tutti quelli che ci stanno guardando da Torre Pellice, famiglia Peretti, la musica dei sogni. Ciao Enrico, grandissimo amico, la tua musica è un sogno. Ciao Maurizio da Villa d'Ossola. Grazie Maurizio, grazie. Ciao Maurizio. Sei davvero bravissimo. E lo dice la Chelucci. La Chelucci, allora ciao Chelucci, grazie mille. Complimenti per bellissima serata e bravissimo Alessandro. Ornella da Lusernetta. Ciao Ornella, grazie mille. Sai dov'è Lusernetta? Sì, qua è il paese dopo. qua vicino. Lusernalta, Lusernetta. Perfetto. Più su ancora c'è Luserlinina. Non è vero. Ciao amici Peirettini, è un po' che non scrivo per motivi di ricezione. Un grande abbraccio a tutti da Charlie. Ciao Charlie, grazie. Ciao Charlie. Bella serata, magnifiche canzoni. Ciao Enrica. Ciao Enrica, grazie. Ciao a tutti dal grande Puffo, buone vacanze, si chiama così, è dall'inizio che ci segue, il nostro grande Puffo, buone vacanze, ci sentiamo a settembre. No, aspettate la puntata di domani per fare proprio i saluti, quelli ufficiali. Questa sera godetevi questa puntata e domani un'altra e poi ci salutiamo. Grazie, è l'unica parola che mi viene da scriverti dopo aver sentito la mia canzone. Alessandro, una delle persone più genuine, pulite e belle che io conosca, e con la Royal è uno spettacolo che vi travolgerà. Dai è tutta. Come lo dite voi? Dai è tutta. Dai è tutta. Ciao Katia. Ciao Katia, Dai, grazie. Grazie mille Katia. Tutta. Ciao Enrico, buona serata, lo dice Max76 e grazie altrettanto, buon divertimento. Ciao Alessandro, mi piacerebbe fare un duetto con te, un abbraccio ad Enrico da Flaminia. Flaminia è una ragazzina che canta veramente molto bene, è stata anche ospite qui da noi, ha una voce bellissima, quindi bene, perché no? Perché no? Io Perché no? sono disponibile, ci mancherebbe, figurati. E andiamo sulla canzone, una delle più famose di sicuro, o meglio la canzone che l'ha lanciato nel mondo televisivo Sì, e nel diciamo mondo che musicale. Ha vinto Sanremo con quel pezzo nel 2013, quindi è diventato Marco Mengoni con questa canzone. Detto poco, ha vinto Sanremo, cioè, Così, come per dire, boh. L'essenziale per voi. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene, succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore, per apprezzare quello che io non ho saputo scegliere, e mentre il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Io non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote e stupide, mentre il mondo cade a pezzi io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, mentre il mondo cade a pezzi io mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini e tornerò all'origine e torno a te
respirerà sete. Alessandro Merenda. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini. Io tornerò all'origine e torno a te che sei per me l'essenziale. E noi ci salutiamo con Ola! Yeah! Allora, ciao a tutti. Chissà se da dietro lo schermo Enrico mi fanno ola così, fanno la ola. Ci hai regalato una serata magica, Alessandro. Magica per davvero. Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta, per conservare il silenzio del mare nella testa. Ola, ola, io non ricordo più. Ola, ola, se in quella notte c'eri tu. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola. Non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. Come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere e ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere il tempo, come quando c'è casino ad una festa. E c'eri sempre tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola. Tu non mi capirai mai né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. Come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? E a cosa è servito studiare in spagnolo se l'unica cosa che so dire è hola, hola. Signori, Alessandro Merenda, grazie davvero, Grazie. è stata una grandissima puntata, grazie. Guarda, Grazie, Enrico. io voglio rivedere una foto questa sera per chiudere la puntata così, perché tu ci hai regalato grandi emozioni e quella ragazza vicino a me è un po' di tempo che di emozioni me ne regala tantissime. Io ed è sono la cosa felicissimo per più te. bella. Grazie a tutti, buona serata e continuate con i programmi di Rete 7. Se volete vedere questa puntata, rivedere alle 23:30. Ha cantato per voi un fantastico Alessandro Merenda! Bravo, Grazie. bravo. Bravissimo. Grazie. Bravissimo. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio in regia. A presto. Ci vediamo domani noi, eh? Ciao. Grazie.